i viaggiatori è l'Arlecchino, per i ferrovieri l'ETR 250. Chi ha già visto nelle nostre stazioni questo convoglio speciale potrà ora ammirarne la fedele ricostruzione, nelle sue linee aerodinamiche, nei suoi brillanti colori, nella cabina di guida che sovrasta il soffitto del belvedere ed è simile al ponte di comando di una nave. Ormai il nostro Arlecchino sta ultimando un'altra tappa del suo lungo viaggio, rallenta sugli scambi e con il suo caratteristico fischio annuncia l'arrivo in stazione. Mentre i viaggiatori del rapido si preparano a scendere, anche sul marciapiede accanto c'è molta animazione. Infatti, treno espresso per Roma, Napoli e Reggio Calabria è in arrivo al binario 7. Treno espresso per Roma, Napoli e Reggio Calabria è in arrivo al binario 7. l'altoparlante ha annunciato l'arrivo di un altro treno e ne sentite già il fischio lontano. Tra poco lo vedremo comparire tra le montagne. Superato il fiume, l'espresso per Reggio Calabria si avvicina rapidamente alla stazione, dove arriverà e sosterrà al marciapiede numero 7. Intanto però, dalla centrale è partito un treno merci che sta ora percorrendo tutto il piazzale. Tra poco sarà al fiume e lo vedremo scomparire tra le montagne, ingoiato da una delle gallerie. Treno espresso proveniente da Venezia è in arrivo al binario 3. Treno espresso proveniente da Venezia è in arrivo al binario 3. Ancora il campanello di Treviso annuncia l'arrivo di un altro treno. È un espresso proveniente da Venezia. Mentre l'espresso percorre il tratto dal ponte sul fiume fino alla stazione, il gruppo di vagoni merci sta dirigendosi verso il piazzale della grande velocità. Tra poco li vedremo arrestarsi al fianco dei caratteristici capannoni per completare un carico di merce. Treno rapido Arlecchino per Bologna a Milano con prenotazione obbligatoria e in partenza dal metro 8. Treno rapido Arlecchino per Bologna a Milano con prenotazione obbligatoria e in partenza dal metro 8. La luce del giorno sta calando e all'interno dell'ETR 250 sono accese le luci. Possiamo così ammirare anche i particolari dell'arredamento interno. L'Arlecchino acquista rapidamente velocità mentre risuona nel piazzale il suo fischio.